veramente di makers che vengono tra l'altro da tutto il mondo. So che sono 100 le nazioni coinvolte in questo grande gioco. Che aria si respira quest'anno a Roma? Innanzitutto buongiorno, spero che mi sentiate bene, io vi vedo, sono qui peraltro con un paio di genienti medio di licenza che poi racconteranno che cosa hanno fatto per la NASA e con il collega deputato. Allora, che aria si respira? Adesso il caffè si sta riempiendo, ieri c'è stata una giornata di partenza con la mattina dedicata alle scuole, poi pian piano l'afflusso del pubblico. Si respira tutto l'idea molto positiva, molto affascinante di innovazione diffusa, cioè l'idea che tante persone indipendentemente dal background, abbiano ancora voglia nel 2017 di fare, di innovare, di sperimentare, di mettere le mani, cioè il dev maker è qualcuno che non solo si occupa di tecnologia, ma ha voglia, come dire, di muovere le mani, di lavorare, di costruire e lo fa anche con tantissima passione. Quest'anno forse rispetto all'anno scorso c'è qualche azienda in meno, segno però che io interpreto positivamente, nel senso che noi abbiamo sempre portato tante imprese a Maker Faire, molte imprese che venendo a Maker Faire sono cresciute perché hanno capito che quella che magari era una loro curiosità poteva essere economia e poteva trovare un pubblico dei partner. Molti di questi, come dire, oggi non ci sono, un po' perché siamo vicini a Natale, ma anche perché oggi, come dire, hanno intrapreso dei percorsi di crescita, per cui la Maker Faire è stata molto importante, ma è stato un primo passo. Questa appunto, come diceva lei, è una fucina, è dove si costruisce e si fa crescere un'innovazione diffusa che però per i nostri è fondamentale, per le nostre imprese. Perché è un'innovazione anche quasi ideologicamente democratica e noi abbiamo bisogno di un approccio democratico e dal basso all'innovazione. Ecco, Costino, lei prima accennava a due genienti, due dei tanti genienti che ha accanto a sé. Si può attuare, si è realizzata una collaborazione effettiva tra questi cervelli, questi makers e le aziende e quindi concretamente un utilizzo di questa innovazione in piano concreto, anche poi di business per l'azienda? Allora, ci sono degli esempi su tutto il territorio nazionale di imprese che sono andate nei Fab Lab anche con il nostro contributo, cioè con il contributo sostanziale delle imprese di Confartigianato. Io sono convinto, ieri noi abbiamo fatto il primo incontro della rete Digital Innovation Hub di Confartigianato, c'erano più di 60 colleghi da tutta Italia che si sono riuniti per la prima volta per dare vita ad una rete che si occuperà esattamente di questo, cioè di andare a creare dei presidi nelle associazioni per aiutare le imprese a fare innovazione e che vuol dire nel nostro caso anche e soprattutto andare a dialogare con questo mondo dell'innovazione dal basso che pensa come gli artigiani. Noi abbiamo bisogno di immaginare la trasformazione digitale delle nostre imprese non tanto e non solo come il fare i compiti, che un po' se vogliamo è un po' la pecca di come si è parlato di innovazione in Italia, cioè si immaginava che fosse fatto sempre ci fosse una via e che bisognasse misurare dove le imprese erano rispetto a questo cammino già tracciato. Noi vogliamo ragionare su una base di una filosofia diversa. Ogni impresa ha i suoi orizzonti tecnologici, ogni impresa ha le sue frontiere di innovazione e conseguentemente quello che noi dobbiamo fare è mettere l'impresa in condizione di realizzare i suoi orizzonti tecnologici. E quando dico ogni impresa mi
riferisco a imprese meccaniche, ma anche a imprese di servizio alla persona, mi riferisco ai barbieri, mi riferisco agli autoriparatori, ognuno dei quali ha un orizzonte tecnologico che noi dobbiamo accompagnare per farglielo identificare e farglielo utilizzare al meglio. Il Fab Lab, che sono luoghi fisici di incontro, dove si trovano? Quindi fisicamente, se un imprenditore artigiano volesse avere un genio all'interno della propria azienda per poter dare sviluppo e implementare vari settori, come può mettersi a contatto con queste realtà? Proprio in 2 parole concretamente. Allora io credo, non perché lo faccio di mestiere, io credo che fondamentale sia la mediazione delle associazioni, ma per una ragione molto semplice. Io frequento Makers e parlavo ormai da qualche anno, questa è la mia quinta edizione della Maker Fair. Molto spesso diciamo sono persone appunto molto interessanti, a volte geniali, sicuramente sono degli interlocutori importanti per noi, ma non hanno idea di come sia fatta l'impresa e non hanno idea di un approccio imprenditoriale. Noi dobbiamo, e questo lo dico come sistema, io credo essere un po' più orgogliosi ed essere un po' più forti del fatto che, e lo vediamo anche sulla partita di Industria 4.0 e di Impresa 4.0, le imprese che pure hanno a che fare con dei fornitori che gli propongono tecnologie, gli propongono soluzioni, vengono da noi per dire: ma il fornitore mi ha proposto questo, secondo voi è una cosa buona o no? Allora, noi abbiamo un ruolo insostituibile di organizzazione della domanda. Allora, e noi questa domanda la dobbiamo portare a dialogare con l'offerta. Oggi l'offerta rivolta al nostro mondo è un'offerta che complessivamente ha una qualità medio-bassa, più bassa che media, nel senso che quello che si trova sul territorio è in termini di innovazione, devo dire, subottimale. I Fab Lab possono essere una possibilità importante, ma se va un artigiano ad un Fab Lab, nel 90% dei casi combinano poco. È necessario che, appunto, la ragione per cui noi ci stiamo attrezzando, è necessario che esista un punto di mediazione intelligente. Io credo che noi possiamo e dobbiamo aspirare a essere quello, su questo stiamo lavorando. E ci presenta proprio rapidamente chi è vicino a lei e qual è la novità eclatante che hanno introdotto in azienda, se poi non sono riusciti già ad attuare e abbiamo contato con la realtà imprenditoriale. Allora, faccio che si presentino da soli. Buongiorno a tutti, noi siamo 2 dei 4 ragazzi che rappresentano l'artigianato di Vicenza qui alla Maker Fair di Roma. Siamo qui per presentare 2 dei nostri progetti con cui abbiamo vinto 2 hackathon, che sono delle competizioni in cui si cerca di innovare, si cercano progetti innovativi soprattutto tra i giovani. Uno di questi, l'ultimo, è stato quello organizzato da NASA, Space Apps, dove siamo riusciti a classificare i vari principi clienti a livello internazionale, e con un progetto che prevede l'utilizzo di droni e quadricotteri per migliorare la gestione e ridurre i danni provocati dai siti boschivi. Un altro dei nostri progetti è stato un progetto che permetteva, nell'ambito della mobilità e della sicurezza stradale, di migliorare le condizioni grazie all'installazione di dispositivi luminosi su infrastrutture stradali già esistenti, quindi riducendo i costi e tutto sfruttando gli ultimi fenomeni dell'Internet of Things, machine learning e altre tecnologie. Ti chiedo questo, se sei collegato, la scuola, la formazione scolastica, adesso non so quanti anni avete? Noi abbiamo 19-20 anni circa, abbiamo tutti quanti frequentato l'Istituto Tecnico Industriale Alessandro Rossi di Vicenza e adesso siamo al primo anno di università a Padova.
Ecco, la formazione universitaria e scolastica che avete avuto è stata di supporto per realizzare queste innovazioni oppure c'è molto del fare per conto vostro, della vostra attività privata che esula dalla scuola? E quindi c'è un ritardo nella formazione che viene data a scuola e università oppure passo con i tempi, con quelle che sono anche le esigenze concrete che avete riscontrato nel realizzare questi progetti? Allora, sicuramente la scuola ci ha dato una mano nel senso che ci ha mantenuto comunque in un ambito favorevole all'innovazione, spingendoci a metterci alla prova in queste competizioni, aiutandoci a trovarle, appunto ad iscriverci. C'è anche da dire che molte, soprattutto per quanto riguarda le competenze poi concrete per realizzare i progetti, sono frutto di passione nostra, infatti siamo comunque ragazzi che già da molti anni sperimentano, piace sperimentare con queste tecnologie. Sicuramente, come ripeto, la scuola ci ha permesso sia di conoscere queste iniziative, di mettersi alla prova e ci ha dato spesso molti strumenti per appunto lavorare. L'università adesso? L'università in realtà l'abbiamo iniziata da 2 mesi, quindi ci stiamo introdotti, siamo al primo anno, però sicuramente abbiamo notato che è molto attiva anche da questo punto di vista. Al primo anno la vedo pura perché comunque siamo all'inizio, sono le prime fasi, c'è molto astrattismo, molta matematica, eccetera, come è giusto che sia. Più avanti sicuramente confido sul fatto che ci sarà un'opportunità. Grazie, complimenti, comunque bocca al lupo. Grazie altrettanto. Allora, Paolo Manfredi, siamo arrivati proprio in 2 parole velocemente. Parliamo di piano Calenda che prevederebbe anche degli hub, degli Digital Innovation Hub, quindi dei luoghi dove poter anche sviluppare la rete di competenze e a che punto siamo qui della situazione per poter far crescere insomma il nostro paese. Sì, posso fare una piccolissima provocazione prima, proprio perché secondo me le scelte lesicali sono importanti. Allora, quando si parla di questa cosa del mondo, si parla di digitale artigiano, noi continuiamo a dire che siamo in ritardo, siamo indietro. C'è una parentela fortissima per gli opposti estremisti che si toccano, tra fatto di dire che Dio siamo in ritardo e poi non fare nulla, nel senso che è una vita che si dice che siamo in ritardo e in realtà succedono poche cose. E arrivo alla sua domanda. Allora, il piano Calenda dà un po' per quello che dice, un po' per quello che non dice, dà delle opportunità a delle imprese che siano curiose di sperimentare processi di digitalizzazione, dà delle opportunità in termini di incentivi e in termini di strumenti, tra cui Digital Innovation Hub. Almeno questo per le imprese che sono così fortunate da aderire a Confartigianato. Altre associazioni di rappresentanza dei piccoli su questo non hanno investito. Però noi dobbiamo veramente immaginare di fare bricolanti soluzioni, e questo lo dico anche rispetto alla questione della banda larga. Allora, giustamente si dice 3 anni sono tanto tempo, ma 3 anni sono poco tempo se noi dobbiamo immaginare che per molte realtà bisogna inventarsi un mercato, perché poi l'operatore arriverà e c'è bisogno che le imprese del territorio sappiano effettivamente che cosa farsene. Allora, noi dobbiamo fare in questi 3 anni una rivoluzione culturale, dobbiamo tranquillizzarci rispetto al fatto che sia tardi. È tardi perché è una vita che noi stiamo evitando sull'innovazione. Proviamo a farci passare l'ansia, proviamo a dire allora adesso mettiamoci qua tutti insieme, compreso chi è in ritardo, perché la pubblica amministrazione ovviamente è in ritardo, e immaginiamo come
come senza ansia, ma senza perdere un secondo in più, ci mettiamo veramente a lavorare. Cioè io ho sempre paura quando si parla di digitale, che se si alza troppo l'asticella, a un certo punto qualcuno passa dalla posizione attiva a quella contemplativa, a dire è bellissimo se recuperano i miei nipoti. In realtà noi stiamo vedendo che in giro per l'Italia ci sono imprenditori di 60 anni che scoprono le stampanti 3D e capiscono che cosa possono fare le stampanti 3D per il loro business e fanno delle robe stupende. Ma perché? Perché gli artigiani è una vita che mantengono delle competenze e le in qualche modo adattano al contesto che muta. Abbiamo interi distretti industriali, penso per non stare sul Veneto, penso alla meccanica del Modenese, abbiamo interi distretti industriali che sono fondati sul fatto che sul mantenimento di competenze a fronte di un completo cambiamento del mercato, per cui le imprese che prima facevano la meccanica fine poi sono diventate imprese del biomedicale. Allora, la flessibilità è una flessibilità in qualche modo insita nel ruolo dell'artigiano. Allora il problema è stato come è stato raccontato a queste persone il digitale e l'innovazione, ripeto, come qualcosa, come un compito da fare. Il digitale è diventato così pervasivo perché è quello che a me piace definire una tecnologia elegante. Le cose veramente eleganti sono le cose che, come dire, appunto sono le cose che si adattano alla persona, che in qualche modo scivolano senza essere eccessivamente impositive, perché sennò diventano chiassose. Ecco, allo stesso modo c'è gli smartphone che noi abbiamo in tasca, li utilizziamo, uno li utilizza a modo proprio, perché sono una tecnologia che si adatta alle persone. Ecco, io credo che il compito del Digital Innovation Hub, e noi su questo dovremmo lavorare tantissimo, da subito stiamo già lavorando, sia proprio di rimodulare il messaggio per far sì che gli artigiani capiscano che queste tecnologie si possono adattare al loro business, adattare al loro settore, adattare al loro mercato e che se loro vogliono fare un passo avanti, grazie alle tecnologie possono fare, questo passo può essere lungo 3 volte come facevano prima, senza spaventare le persone, perché se noi spaventiamo le persone rimaniamo esattamente nella situazione attuale, perché abbiamo chi non si fa spaventare che va avanti, chi non capisce che rimane dov'è e dunque in questo momento rimanere dove siamo vuol dire andare dietro.